Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Sabato 13 febbraio 2021, durante i giorni più freddi dell'anno che questo 2021 ci ha regalato, ho avuto la possibilità di correre sul nuovo layout 2021 full track di Vicenza Kart Indoor. Un tracciato che in questo 2021 presenta numerose novità e diverse e utili migliorie, come i pannelli display luminosi stile Formula 1 posti durante il tracciato sulle colonne del circuito, appunto, che si illuminano in base al pilota che hanno davanti, come per esempio una bandiera blu, ovvero far passare un pilota che è dietro di te ti sta doppiando, oppure una bandiera gialla, un pericolo imminente. I tempi sul giro sul volante sono una vera chicca. Miglioria questi tempi sul giro sul display del volante, molto utili durante le gare endurance. Ma dal punto di vista del layout, quindi del circuito vero e proprio, il secondo piano indoor presenta questa novità, il cavatappi, questo sinistra-destra in salita che farà molto discutere perché è un punto molto tecnico. Questo sinistra-destra in salita viene chiamato dai titolari di Vicenza Kart Indoor appunto cavatappi, data la somiglianza del punto tecnico, il cavatappi, del famoso circuito statunitense Laguna Seca. Io invece lo chiamerei, ragazzi, più Estoril, perché c'è quel famoso sinistra-destra in salita, mentre il cavatappi lo si fa in discesa sinistra e destra in discesa. Storico il sorpasso di Valentino Rossi sul Casey Stoner in MotoGP. E dopo avervi analizzato le caratteristiche tecniche che troverete al circuito di Altavilla Vicentina, finalmente, ragazzi, posso dirlo: sigla! Grinta! A manetta, dai che devo! Bella sta sigla, vero? Ah no? Comunque ragazzi, tenete presente che quella sera, quel sabato 13 febbraio 2021, ho girato ad Altavilla Vicentina con 0 gradi, quindi potete immaginare cosa significhi il grip della gomma, cosa possa significare 0 gradi per la tenuta della gomma e dell'asfalto. Un'altra cosa da tenere in conto è che nella terzultima curva c'era dell'acqua per terra, proprio nel tornantino a sinistra, quindi abbiamo dovuto affrontare la curva in maniera diversa, appunto per evitare. Abbiamo quindi tutti cercato di modificare la traiettoria della terzultima curva del layout 2021 full track di Vicenza Kart Indoor, perché potete ben capire cosa possa significare passare sopra col go-kart sull'acqua che è a 0 gradi. Beh, vi porterò il video e vi farò vedere che cosa è venuto fuori su quella curva. Mi viene da ridere perché è una cosa pazzesca e mi sono divertito, nonostante poi vedrete come appunto è andata a finire. Ma voi non volete sentire altre chiacchiere, non volete sentire più parlare? Beh, immagino che vogliate vedere le immagini, il video del mio best lap in quel di Vicenza Kart Indoor. Vi accontento subito.
quello il nuovo layout 2021 full track del Vicenza Kart Indoor, vero? Beh, posso dirti che se il video ti è piaciuto, quando lo proverai è tutta un'altra cosa, soprattutto la parte del cavatappi che io definisco estoril, perché avevo visto prima di provare il circuito col kart il video e non sembrava tanto, ma quando poi ho affrontato quel sinistra-destra in salita, ragazzi, mi è veramente piaciuto. È una pista che ha portato questa miglioria molto valida, consiglio davvero. Se il video ti è stato utile per vedere dove mettere le gomme e per capire le traiettorie da fare quando sfiderai i tuoi amici al kartodromo Berico, lascia qui sotto un bel mi piace, un bel pollice in su, mi farebbe veramente piacere. Iscriviti al canale, è un piccolo gesto che mi farebbe veramente piacere, in modo da potervi portare prossimamente ulteriori contenuti sempre sul mondo del motorsport, ciclismo e sport outdoor. Ti ricordo anche di iscriverti al mio canale Telegram. Telegram è un'app di messaggistica stile WhatsApp che permette la creazione di canali. Trovate anche il mio, quindi cercando @Manuel Cosimo Muia. Troverete di conseguenza lì i link di tutti i miei video sulla piattaforma YouTube, quindi non potete perdervi nessuna notifica. Ci conto, dai, iscrivetevi. E dopo avervi mostrato il layout 2021 full track di Vicenza Kart Indoor e avervi fatto vedere le migliorie apportate al circuito Berico e la mia sigla ovviamente 2021 al bacio che spacca, un saluto da Manuel Cosimo Muia per gli amici Zoni 3, dai che andemo e ci vediamo al prossimo video, ciao!